Dalla passione alle acrobazie fino al titolo di campione italiano. È la storia di Mustapha Al-Harak, tra i maggiori interpreti dell'arte della pizza in Veneto. Nella sua pizzeria ad Adria ci racconta il suo percorso e ci mostra, passo dopo passo, la preparazione della pizza, dall'impasto fino all'infornata. Fra tradizione, tecnica e spettacolo, un viaggio dentro un mestiere che è diventato una vera arte. Mi presento intanto, sono Al-Harak Mustapha, sono di origini marocchine, trapiantato qui nel Veneto da 36 anni oramai. Il mio mestiere è fare le pizze, ho iniziato un percorso ancora lunghissimo. Ho lavorato in varie pizzerie finché nel 2000 con i miei fratelli abbiamo aperto la prima pizzeria da sport, denominata allora La Vera Pizza. Poi siamo andati avanti facendo corsi, percorsi eccetera eccetera, finché ho conosciuto nel 2015 il maestro tecnico pizzaiolo Piero Asaro, che poi tra l'altro lui, avendo vinto con lui, che ha organizzato una gara campionato italiano della pizza classica nel 2015, e da lì sono diventato istruttore con la loro scuola che si chiama ora AMP. E dal 30 marzo 2026 sono diventato, praticamente ho avuto l'onore di diventare nell'associazione AMP responsabile di tutto il Veneto. Questo qua è stato un grandissimo onore per me. Ringrazio la scuola, Piero Asaro, Gisella Calcara e tutti quelli che mi hanno dato, praticamente mi hanno aiutato ad arrivare a questo livello qui. Noi abbiamo dei progetti di aprire una scuola pizzaioli nel Marocco, che essendo praticamente prossimo ai mondiali 2030, vogliamo un po' prima aprire questa scuola dove che ci sarà visibile a livello mondiale. Vi resta solo di venire qui e trovare il sottoscritto maestro pizzaiolo del Veneto.